Enzo Abate, ci troviamo qui all'Hotel Costa Azzurra, stiamo assistendo alle prove di un'orchestra che arriva dalla Germania perché si esibirà 1 o 2 giorni qui ad Agrigento e a Licata, ma diciamo, sentiamo qual è il programma di questa iniziativa. Ma l'orchestra viene dalla città di Saarburg, nella Renania, proprio in Germania, e sarà qui questi 2 giorni. Si esibirà sia giovedì 27 alle ore 18 al Museo Archeologico Pietro Griffo e poi il 28 al Museo Archeologico di Licata nella Baviera. Abitualmente l'orchestra fa dei tour durante l'anno, poi chiaramente con la pandemia ha sospeso tutto e ha ripreso questa attività proprio quest'anno scegliendo la Sicilia e Agrigento come luogo per poter fare i concerti. È un'orchestra con cui noi dell'Orchestra Filarmonica Demetra stiamo instaurando anche un rapporto di gemellaggio proprio per poter attuare un interscambio culturale, quindi tra le 2 realtà artistiche. Quindi un progetto che va ben oltre il momento solo diciamo dell'esecuzione del concerto. Speriamo che possiamo anche, come dire, attuare delle progettualità portando la nostra realtà musicale di Agrigento, la nostra orchestra Demetra in Germania, così come hanno fatto loro. A proposito di orchestra Demetra, ecco qualche novità diciamo in vista della prossima stagione? Ma siamo in attesa di capire se ci può essere un rientro così al Teatro Pirandello come eravamo prima e adesso con la speranza che si possa rientrare a pieno titolo con le progettualità che avevamo iniziato e che poi abbiamo sospeso e che ovviamente potranno iniziare secondo me con un bellissimo concerto di Capodanno per il 1° gennaio. Siamo qua in attesa e vedremo quello che succederà. Alors, bonjour à tous, nous sommes de Trèves, c'est au sud-ouest de l'Allemagne, c'est près du Luxembourg et nous sommes un orchestre di Fiati et nous sommes ici pour 1 semaine pour donner des concerts ici à Sicile. Oui, et on est très heureux d'être ici et on espère passer une bonne semaine chez vous. Oui, et d'avoir de bons concerts, oui, et de rejoindre aussi les gens ici qui habitent ici.